Dottore. Prima edizione di Antena 3 Nord-Est, partiamo, buongiorno, ben ritrovati, buon inizio di settimana a tutti voi, una settimana che si apre con tante notizie, partiremo come sempre dalla cronaca e dalle voci dei nostri inviati sul territorio. In questo momento si sta tenendo a Venezia la cerimonia per il giorno della memoria 27 di gennaio e poi appunto abbiamo tante notizie legate a incidenti sulle strade della nostra regione, ma come ogni lunedì partiamo anche con il sondaggio di Ring di questa sera che torna a fare luce sulle strade e sulla politica con il limite dei mandati che si vorrebbe cambiare. Stop ai limiti, sindaci a vita, è corretto? Diteci la vostra utilizzando i contatti che vedete in questo momento in sovraimpressione. Per il sì dovete chiamare lo 0422 16 26 691, per il no lo 0422 16 26 690. Parliamo dunque del limite dei mandati ai primi cittadini che potrebbe entrare in vigore già dalle prossime amministrative. Dunque, se questo è il sondaggio, noi, come vi dicevo, siamo a Venezia con il giorno della memoria, per noi giornata che ha seguito Filippo Fois, peraltro appena conclusa. Filippo, buongiorno, ben ritrovato. Se non sbaglio sono partiti alle 11 questa mattina. Raccontaci che cosa è accaduto e com'è andata. Sì, buongiorno Anna, buongiorno ai telespettatori di Antena 3. Prendiamo la linea dal campo del Ghetto di Venezia. Alle mie spalle c'è anche il monumento che commemora le vittime della Shoah veneziane. Qui, come sempre, come ogni anno, si celebra la giornata della memoria. È una giornata della memoria che quest'anno è stata diversa rispetto alle altre volte. Innanzitutto per una nota lieta che vogliamo dire immediatamente in apertura di collegamento. Per la prima volta alla commemorazione, alle celebrazioni della giornata della memoria hanno partecipato le scolaresche veneziane. Il campo nel quale ci troviamo, che in questo momento si è già svuotato, fino a circa 20 minuti fa era pieno di ragazzi delle scuole elementari, delle scuole medie e delle superiori veneziane, ed è stato soprattutto a loro che si è rivolto il messaggio di chi ha preso la parola qui, il presidente della comunità ebraica veneziana Dario Calimani, il presidente della regione Luca Zaia e il rabbino Sermoneta. È stata presa la parola proprio per ricordare ai ragazzi quali siano i pericoli oggi di una disinformazione che purtroppo con l'avvento dei social network è diventato sempre più grave, cioè un effetto paradosso per cui invece di essere più informati a volte si diventa più disinformati, perché ognuno è libero di scrivere quello che vuole. È stato ricordato più volte questa cosa. Iniziamo a ragionare, ragionate con la vostra testa, ha detto il presidente della comunità ebraica e anche il presidente della regione Luca Zaia. Poi naturalmente l'altra questione riguarda il difficile scenario internazionale che stiamo vivendo. Lo scontro, anzi la guerra che si sta combattendo a Gaza ha alienato parecchie simpatie, per usare un eufemismo, allo Stato di Israele. Da questo punto di vista, peraltro, è stato anche ricordato oggi come una cosa sia la storia del popolo ebraico, che ha migliaia di anni di storia, altra cosa ancora sia lo Stato di Israele, che ha circa 80 anni di storia, altra cosa ancora siano le decisioni dell'attuale governo dello Stato di Israele, per cui non bisogna fare di ogni erba un fascio. Si è parlato anche di un rigurgito di estrema destra nel nostro paese. Sapete che è un argomento che ha tenuto banco a livello nazionale nelle scorse settimane, per cui diciamo che non sono mancati gli spunti di riflessione oggi a Venezia. Anna. Filippo, grazie. So che tu hai raccolto anche una intervista sul posto, vuoi lanciarla?
Certo, io credo che ci sia già, perché è stata, no, mi dicono che ancora non è ancora pronta, disponibile. Allora Filippo la diciamo che lanciamo. la potremo vedere tra poco. Allora la lanciamo noi da qui, proprio perché appunto è davvero appena accaduto. Grazie Filippo. Allora tra poco potremo sentire l'intervista raccolta da Filippo Fois, che ringrazio e saluto, al rabbino capo Dario Calimani, ma intanto vi facciamo vedere dei servizi legati alla cronaca del nostro territorio, perché c'è stato un incidente mortale questa mattina all'alba. Siamo nel Padovano, zona Piazzola sul Brenta, probabilmente a causa della fitta nebbia che aveva ricoperto il manto stradale già dalle prime ore del mattino. Un morto e un ferito. Vediamo. La nebbia fitta, quasi un muro da oltrepassare, la carambola e lo schianto devastante. Grave incidente stradale questa mattina intorno alle 6:30 lungo la strada provinciale Contarina, Piazzola sul Brenta, in località Presina. Coinvolti 3 mezzi, 2 auto e un furgone. Ad avere la peggio proprio il conducente del furgone, rimasto incastrato tra le lamiere del mezzo. È morto nonostante i soccorsi tempestivi. La vittima è un uomo di 41 anni. Il furgone è finito nel fossato insieme a una delle 2 vetture coinvolte. La terza auto invece si è fermata a bordo strada. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per estrarre dalle lamiere il 41enne incastrato nel furgone, ma per l'uomo non c'era più nulla da fare. Ferito invece in modo lieve il conducente di una delle 2 auto coinvolte. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Cittadella che hanno deviato il traffico verso Presina. La strada Contarina è rimasta chiusa per ore in entrambe le direzioni. I carabinieri stanno cercando di ricostruire la dinamica dello schianto. Nuovo incidente invece a Pagnano d'Asolo ieri sera, un malore fatale. Un uomo ha perso il controllo del proprio mezzo e la sua auto ha travolto 4 giovani motociclisti. Uno sarebbe in gravi condizioni. È di un morto e 4 feriti il bilancio dell'incidente che si è verificato ieri pomeriggio a Pagnano d'Asolo, sulla rotonda con la Schiavonesca Marosticana. Un anziano, Angelo Fantato, 92 anni, di Volpago del Montello, ha avuto un malore mentre si trovava alla guida della sua vettura, tagliando la rotonda e centrando 4 ragazzi che erano in sella a 3 motocicli. Per l'anziano purtroppo non c'è stato nulla da fare all'arrivo. I soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Ferita la moglie dell'uomo che era a bordo della vettura e di 4 ragazzi che hanno tra i 16 e i 14 anni. Tutti sono stati trasportati all'ospedale e nelle ultime ore le condizioni di uno dei giovanissimi si sono aggravate. Sul luogo dell'incidente, oltre ai sanitari del 118, anche i vigili del fuoco e i carabinieri che hanno eseguito i rilievi. Incidente dunque di ieri sera. Adesso invece per una nuova notizia andiamo a Santo Stefano di Cadore. Per noi al telefono la nostra Tiziana Bolognani. Un autovelox preso di mira, questa volta un autovelox sulla strada dove si consumò la strage di Santo Stefano di Cadore. Buongiorno Tiziana. Buongiorno Anna. Anche se pare che Fleximan centri fino a un certo punto, nel senso si parla più di un atto, di un gesto di emulazione, più probabilmente di una ragazzata, così ci ha detto la vice sindaca Elisa Bergagnini, la vice sindaca di Santo Stefano di Cadore. Pur resta questa grandissima amarezza proprio per il significato che ha quel luogo, a circa 200 metri di distanza, l'impatto dello scorso luglio in cui persero la vita il piccolo Mattia Antoniello di 2 anni, che era nel passeggino, il papà Marco di 47 anni, la nonna del bambino Maria Grazia Zuin, 64 anni, tutti di Favaro Veneto. Allora, rispetto a quanto sta accadendo nel resto del Veneto, si tratterebbe per l'appunto di un atto di vandalismo sul quale sono state subito avviate indagini da parte dei carabinieri, perché la polizia locale di Santo Stefano non ha un vigile, ed ecco che la vice sindaca ci dice a noi serve rilevare la velocità in via Udine, questo tratto, questo rettilineo lunghissimo che dal centro del paese conduce a Campolongo di Santo Stefano di Cadore.
serve, è necessario un rilevatore di velocità. In quel pre-Velox non è mai stato possibile inserire la telecamera perché i soldi il Comune non li ha. E subito dopo l'incidente di Santo Stefano dal Comune di Venezia si era reso disponibile a aiutare il Comune di Santo Stefano per acquistare la telecamera da inserire all'interno del pre-Velox. Anna? Grazie. Pronto? Sì, ti sentiamo Tiziana, ti sentiamo. Ecco, quindi questa è la situazione che abbiamo visto a Santo Stefano di Cadore, in cui per l'appunto c'è grande amarezza perché ci si ricorda di quell'incidente, di quella tragedia drammatica. Stamattina la vice sindaca attende una ditta che venga a fare chiaramente un preventivo per sistemare questo scatolotto che deve essere risistemato, ribullonato a terra e poi naturalmente si vedrà. Quindi c'è assolutamente tutta l'intenzione di sistemarlo? Beh sì, c'è anche l'intenzione, se arriveranno i soldi, di acquistare una telecamera e certamente dice la sindaca che del Comune di Santo Stefano, che assieme ai comuni del Comelico hanno una convenzione, è necessario avere più che altro il personale per la polizia locale, che potrebbe essere più incisiva nei controlli solo se avesse le pistole di rilevamento della velocità. Quello fino adesso, quello scatolotto è stato esclusivamente una sorta di deterrente, ma insomma questa strada si sfreccia ad una velocità ben superiore ai 50 km/h. E abbiamo visto, mentre parlavi Tiziana, le immagini dell'incidente a cui hai fatto riferimento. Grazie, avete visto le immagini, i primi cittadini che vanno avanti. Grazie Tiziana, buon lavoro. A te Anna, grazie a voi. Grazie, avete visto, no? I sindaci, i primi cittadini dunque vanno avanti nonostante questi atti di vandalismo gli Velox della nostra regione. La nostra Tiziana ha specificato che probabilmente Fleximan non dovrebbe c'entrare nulla riguardo a lui o a questo presunto lui, perché insomma potrebbero essere diverse le persone che si sono macchiate di questi atti di vandalismo agli Velox della nostra regione. In questo momento è in corso un vertice in prefettura di cui poi ci aggiornerà il nostro Francesco Rattai, ma vedo invece collegata la nostra Daniela Sizia. Siamo a Castelfranco, oggi i RIS sono arrivati per analizzare l'automobile, stiamo parlando dell'omicidio di Paderno. Daniela, buongiorno, grazie, raccontaci un po' a che ora sono arrivati, che cosa stanno facendo. Buongiorno Anna, buongiorno ai telespettatori. Ci troviamo, l'hai detto tu, qua nella caserma dei Carabinieri di Castelfranco. Questa è la portata all'auto di Bleder Dedi, il 39enne ucciso circa una settimana fa a Paderno del Grappa. Qua sono arrivati intorno alle 10:20, è arrivato il veicolo attrezzato del RIS di Parma, che stanno in questo momento analizzando l'auto alla ricerca di qualsiasi cosa, una traccia, un'impronta, qualsiasi cosa che possa far identificare il killer del 39enne, che lo ricordiamo è stato ucciso con circa 20 coltellate, un omicidio che dovrebbe avere una pista passionale. Questa è quella più accreditata dagli investigatori, ovviamente però nulla viene escluso. In questo momento lì in fondo, dove vedete adesso ci sono i carabinieri, in fondo dietro c'è proprio il garage dove è stata portata l'auto. Rimarranno qua fino a circa l'una, poi i RIS si sposteranno a Paderno nel bosco dove è stato trovato il corpo del 39enne, per farsi anche un'idea del luogo dove il 39enne è stato ucciso.
Si cerca qualsiasi cosa, si cercano anche le chiavi perché come avevamo detto in altri servizi l'auto di Bledar Dedia era chiusa a chiave, non c'erano le chiavi, tanto che gli investigatori hanno dovuto farsi dare le chiavi dalla famiglia, quelli di scorta, per aprire l'auto della vittima. Chi le ha le chiavi? Sono state perse oppure le ha l'assassino? Questo ovviamente è tutto da accertare, ci sono ancora molti tasselli che non sono stati di un puzzle che non è stato composto, molte le domande, si continuano ovviamente si continua a investigare nella cerchia delle conoscenze di Bledar Dedia e ricordiamo che la salma è stata portata in Albania dove vengono celebrati lì in Albania i funerali del 39enne. Come vi ho detto, si cerca qualsiasi cosa nell'auto, non ci sono impronte visibili di sangue e quindi si spera in qualsiasi altra traccia che possa rilevare proprio il RIS di Parma. Da qui si sposteranno, come vi ho detto, nel posto dell'omicidio per farsi un'idea, per cercare magari di capire, di vedere se magari qualcosa può essere sfuggito e si spera che da questo poi si riesca insomma a trovare una traccia per identificare questo assassino. E fra l'altro proprio in queste ore si sta verificando il cellulare di Bledar Dedia, quello che è stato sequestrato, tutto quello che insomma le chiamate, i messaggi, tutto quello che possa essere utile per le indagini. Io ti farei intanto vedere il servizio del nostro Christian Arboit, proprio il punto il punto proprio delle investigazioni dei carabinieri. Prima passeranno a setaccio l'auto di Bledar, poi effettueranno un sopralluogo nella zona del ritrovamento, avvenuto esattamente una settimana fa in via dei Colli a Paderno del Grappa. Sarà un lungo lunedì di analisi e campionamenti per i militari del RIS di Parma, chiamati a cristallizzare la scena del crimine, quello che ha portato alla mattanza del 39enne albanese, sposato e padre di 2 figli, accoltellato con 20 fendenti, come rivelato dall'autopsia. I dettagli di quel ritrovamento farebbero pensare a un incontro programmato, attribuendo proprio al numero e alla profondità delle coltellate un movente passionale o quantomeno personale. Tra le ipotesi investigative resta quella della vendetta d'onore secondo le consuetudini del Kanun, il codice ancestrale diffuso in alcune zone dell'Albania, secondo cui il disonore non si vendica con compensi ma con spargimento di sangue o con perdono generoso. Bledar avrebbe avuto diverse frequentazioni sessuali, rapporti anche con altri uomini, forse un'onta per alcuni nella comunità di provenienza, di certo un giallo su cui si procede a 360 gradi senza escludere nulla, sotto la lente le chat utilizzate dall'uomo, i tabulati telefonici, i locali che era solito frequentare. Nelle prossime ore i nuovi riscontri con i militari del RIS attesi al deposito giudiziario dove l'auto viene custodita per cercare nuove tracce, anche microscopiche. A Paderno, in via dei Colli, il nucleo di indagini scientifiche sarà affiancato dai carabinieri delle stazioni locali di Asolo e Pieve del Grappa, che stanno scandagliando le immagini provenienti dal sistema di videosorveglianza di tutta la fascia pedemontana, un lavoro meticolosissimo con l'obiettivo di arrivare a un punto di svolta. Anna, come ti ho detto, ormai stanno volgendo al termine gli accertamenti qui del RIS, fra poco partiranno e andranno nel luogo del delitto. Se non hai domande, Anna, ti restituisco la linea qui da Castelfranco Veneto. Grazie, la nostra Daniela Sizia sul posto con Simone Merlo. Buon lavoro Daniela. E ovviamente vi daremo conto nei nostri notiziari della sera delle indagini dei RIS. Avete visto l'auto di Bledar prima lì alla caserma dei carabinieri di Castelfranco e poi sul luogo del delitto, quindi nei boschi di Paderno di Pieve del Grappa. Vittorio Veneto invece questa mattina alle 7:15 i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la statale 51, siamo in via Menarè, per un incidente stradale tra 2 auto, tra cui una è finita fuori strada ed è finita nel cortile di un'abitazione. 4 i feriti, i pompieri accorsi dal locale di staccamento hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto dall'auto finita fuori strada un uomo rimasto incastrato nell'abitacolo. Abbiamo anche le immagini dei vigili del fuoco che chiedo alla regia di mandare. Il ferito è stato stabilizzato dal personale del SUE Medelli, trasportato in ospedale. Assistiti dai sanitari anche le altre 3 persone rimaste ferite, pure loro
trasferiti in ambulanza in pronto soccorso. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa 1 ora e mezza. Dunque auto fuori strada che è finita, vedete la fotografia, nel cortile di un'abitazione. Siamo in grado ora invece di farvi sentire l'intervista a Dario Calimani, presidente della comunità ebraica di Venezia, l'intervista raccolta dal nostro Filippo Fois nel giorno della cerimonia per il giorno della memoria. Calimani, come aveva detto l'anno scorso, quest'anno abbiamo riempito la piazza di ragazzi. Ce l'abbiamo fatta, è stato un miracolo stimolato da Luca Zaia, è lui che si è lamentato più volte giustamente, dice siamo soli. Bisognerebbe riempire questo campo di studenti e quest'anno all'improvviso, per un caso, mi sono incontrato per sbaglio in prefettura con il dottor Bussetti e gli ho lanciato la proposta. Poi alla Barbarigo c'è Stefania Franceschini che è stata una mia antica allieva di università e quindi ho lanciato quest'idea senza troppa speranza, invece ha funzionato. Adesso non so a cosa serve, però la speranza c'è che possa servire, che passi un'emozione, un attimo di commozione, di comprensione, anche di consapevolezza, non lo so, fra una merenda e l'altra degli studenti. Ci sono tanti pericoli, dalla disinformazione su quello che è stato l'Olocausto, al fatto di un rigurgito fascista che c'è in questo paese, oppure ancora le manifestazioni che si stanno svolgendo contro lo Stato di Israele per il conflitto a Gaza. In una giornata del genere non vorrei parlare di politica, io dico soltanto quello che ho detto prima agli studenti: studiamo, non prendiamo posizioni irriflesse, improvvise, perché abbiamo letto un titolo di un giornale o letto una battuta sui social, o per pregiudizi di famiglia, che ci sono ovviamente, però di antichi, atavici. Cerchiamo di capire le situazioni, cerchiamo di guardare tutti i versanti della realtà, tutti gli aspetti di quello che sta accadendo. Non fermiamoci di fronte alle apparenze, non fermiamoci di fronte alle verità superficiali. Dietro la verità superficiale c'è sicuramente almeno un'altra verità, se non tante verità. E lo stiamo vedendo in quello che sta accadendo oggi. Ci sono verità dappertutto e di tutti. Ci sono torti e diritti di tutti, di tutte le parti in conflitto. Non esiste il buono da un lato e il cattivo dall'altro, ma neanche nella nostra vita esiste, nelle nostre famiglie. Presidente della comunità ebraica di Venezia, il suo messaggio lanciato oggi nel giorno in cui si è ricordato quello che è accaduto agli ebrei il giorno della memoria. Ora con le immagini invece ci spostiamo in Piazza Borsa a Treviso. Sono ormai diversi mesi che vediamo notizie di aggressioni tra giovanissimi. Sabato sera è stata teatro ancora una volta Piazza Borsa e la sicurezza intorno all'area dopo la violenta lite di sabato tra due ragazzine ha richiesto l'intervento della polizia. Residenti e commercianti della zona parlano di una situazione di tensione continua. Andiamo a vedere. Proprio per un po' mio pregiudizio cerco di evitare zone come Stazione o anche Piazza Borsa proprio. Questa ragazza a passeggio insieme ad un'amica ammette di evitare soprattutto il sabato pomeriggio la zona di Piazza Borsa, considerata da lei e dalle sue coetanee poco sicura. E quanto accaduto nel tardo pomeriggio di sabato accresce l'inquietudine tra chi qui vive o lavora. Si sono vissuti minuti di tensione quando una lite tra due ragazzine di 15 e 17 anni è degenerata, richiedendo l'intervento della Polizia di Stato e della Polizia locale, che hanno diviso le giovanissime per poi affidarle ai genitori, non prima che le due si abbracciassero dispiaciute per quanto accaduto. Un episodio sicuramente meno grave rispetto a quelli accaduti nei mesi scorsi, ma che riporta in primo piano il tema della sicurezza nel quadrante tra Piazza Borsa, Largo Totile e Via Zorzetto. Qui noi chiudiamo alle 11 di sera, già dalle 9:30 ci chiudiamo a chiave, perché qui davanti c'è una via, c'è la piazza piena di ragazzini che spacciano. Fino a poco tempo fa in Piazza Borsa c'era la pista di pattinaggio che durante le feste natalizie ha attirato soprattutto famiglie con bimbi piccoli, tenendo lontani gruppi di giovanissimi che arrivano spesso da fuori città e attraverso tam-tam sui social si danno appuntamento nel cuore di Treviso per incontrarsi e in alcuni casi anche affrontarsi. Un mesetto fa neanche dei ragazzi hanno fatto botte qua davanti, una mia collega si è chiusa dentro dalla paura e ha chiamato suo padre per farsi venire a prendere.
perché comunque siamo qua da sole. Se è vero che soprattutto il sabato pomeriggio si intensifica la presenza di giovanissimi in questa zona, è anche vero che chi quotidianamente lavora qui racconta di una situazione di tensione continua. Tutti i giorni si dà un appuntamento, a dire il vero, non solo il sabato. Spesso sono le famiglie a raccomandare ai propri figli di evitare la zona di Piazza Borsa durante le loro passeggiate, ma sono gli stessi ragazzi a tenersene lontani. Io cerco sempre di evitare questa zona perché non è proprio molto raccomandabile, soprattutto in periodi dove si è a casa da scuola o particolarmente i weekend. Però c'è spesso la polizia che presidia un po', quindi in questi ultimi mesi la polizia ha intensificato i lavori di sorveglianza, quindi almeno secondo me è un po' più sicuro. Non si sa mai poi cosa si potrebbero fare, è una zona comunque pericolosa come ha detto lei, quindi sì, si cerca di evitare. 2 ragazze poi in particolare da sole non è proprio, vorremmo girare in tranquillità senza guardarci sempre le spalle. Nella giornata di sabato sono state 150 le persone identificate dalla polizia in città, la gran parte di queste minori. Come minori erano i ragazzi che hanno soccorso una donna inciampata all'interno del supermercato PAM, aspettando con lei e con il personale del negozio l'arrivo dell'ambulanza del SUEM. La cronaca ci porta ora a Padova, 3 arresti per droga da parte della polizia nel fine settimana. Vediamo. Bracato dalla polizia, ha cercato di disfarsi della droga che stava spacciando, cercando di ingoiarla. 5 grammi di cocaina che avrebbero potuto uccidere un 47enne tunisino irregolare sul territorio italiano. I poliziotti sono riusciti a bloccarlo e a sequestrargli la droga, oltre 1.000 euro in contanti. L'uomo è stato notato dagli agenti della squadra mobile di Padova in zona Arcella. Il 47enne era stato già fermato a Capodanno dagli agenti della questura che lo avevano denunciato a piede libero. Riconosciuto durante un controllo del territorio, lo hanno seguito fino a quando ha effettuato uno scambio di droga con un connazionale. I 2 sono stati rincorsi e fermati dagli agenti. L'uomo è stato arrestato e processato per direttissima. Al termine del processo è stato espulso e su ordine del questore condotto al centro per i rimpatri di Milano per essere riportato in Tunisia. Gli uomini delle forze dell'ordine hanno arrestato anche un altro spacciatore tunisino in via Romana Ponense mentre scambiava droga con un 30enne albanese. Per evitare l'arresto, il tunisino ha detto di essere minorenne, dichiarazione smentita però da un documento tedesco che l'uomo nascondeva in tasca. La procura ha stabilito per lui il divieto di dimora in regione. Un terzo arresto, sempre da parte della polizia, sabato, nei confronti di un 19enne, anche lui tunisino, nella zona delle chiuse di Volta Barozzo, visto cedere droga a un 55enne padovano. E a proposito di droga e a proposito di crimini commessi da adolescenti, sentite che cosa è accaduto in una cartoleria del quartiere Guizza di Padova, la proprietaria alla chiusura del negozio. In orario di chiusura abbiamo appunto trovato nella zona delle borracce termiche un quantitativo insomma importante che va oltre l'uso personale insomma di hashish, e soprattutto con le telecamere siamo riusciti a cogliere soprattutto gli attimi appunto più salienti e ci siamo resi conto che sono proprio dei ragazzini che frequentano quotidianamente la nostra attività. Sono ragazzini che vediamo quotidianamente, che abbiamo appunto visti crescere, abbiamo fatto loro i libri di scuola, quindi è stato veramente un colpo al cuore. Tutto ripreso dalle telecamere che Veronica De Carlo, titolare della cartoleria Guizza, ha installato nel negozio. È mercoledì sera quando, dopo la chiusura, la commerciante durante le pulizie trova un sasso incellofanato nascosto nello scaffale più basso tra le bottiglie termiche. I dubbi sono pochi, si tratta di hashish e non di una sola dose. Sconcertata è l'esame delle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza del negozio ad allarmarla ancora di più. A nasconderla un ragazzino, un 13enne che frequenta la scuola media, a cercare di riprenderla un secondo adolescente che non ce l'ha fatta, probabilmente preso dalla paura di essere scoperto perché nel negozio c'era molta gente. Immediata la denuncia alla polizia che sta indagando sulla vicenda. Non l'unico crimine commesso da ragazzi poco più che bambini, racconta Veronica.
Sono partiti insomma con piccoli furti e piccoli dispetti che dopo comunque nel quotidiano sono molto frequenti, e noi siamo sempre stati appunto in silenzio, ma abbiamo fatto comunque nei social un appello proprio ai genitori di stare più vigili, di guardare molto di più i loro figli. Un appello che ha fatto rumore sia nella vicina scuola sia tra le famiglie. A fare piccoli furti sono soprattutto ragazze organizzate e decise, ci racconta Veronica, che hanno rubato anche in altri negozi e nel vicino parchetto sembra si spartiscano il bottino. Un fenomeno preoccupante che vede protagonisti giovanissimi, tutti tra i 13 e i 15 anni. Ha paura Veronica che il fatto si ripeta e che per questo alle famiglie dice: un appello che va ai genitori è guardare, stare molto attenti a magari i soldi in più che si possono trovare nelle tasche, che magari gli date, che si trovano appunto nell'astuccio della scuola, magari delle penne che magari sono un po' più costose rispetto a quelle che prendono di solito, del materiale nuovo che voi non gli avete acquistato, quindi tante piccole cose che sono dei grandi segnali in verità. Parliamo ora di emergenza abitativa, tema molto sentito a Vicenza. Arrivano importanti investimenti per gli alloggi Ater. Si tratta di 10 milioni di euro per la realizzazione di 2 fabbricati per un totale di 48 alloggi ed uno spazio collettivo a Vicenza. Luisa Bertini per Noi da Vicenza e con Valentino Scomazzon, presidente di Ater. Luisa. Giornata importante per Vicenza, soprattutto per quello che riguarda il tema dell'emergenza abitativa, perché Ater e Comune attraverso un protocollo hanno stanziato 10 milioni di euro per 48 nuovi alloggi. Siamo in compagnia del presidente dell'Ater Valentino Scomazzon che ci spiega a Laghetto che cosa succederà, perché questo è il quartiere interessato dai lavori. Direi giornata importante per la città di Vicenza, perché interventi da 10 milioni di euro non è che ne partono tutti i giorni. È un progetto che parte dal lontano 2021 con la firma della convenzione con il Comune, in cui si prevede la costruzione di 2 palazzine per 48 alloggi complessivi. Su una palazzina sono 28 appartamenti, sull'altra 20, e in questa viene anche ricavato uno spazio da 90 metri quadri per uso collettivo, quindi l'amministrazione lo può utilizzare per incontri pubblici, ma anche gli stessi residenti ne possono utilizzare per incontrarsi. Poi ci saranno tutta una serie di ripostiglio cantine al piano terra e tutti i parcheggi intorno nell'area esterna, parcheggi che sono sia per i residenti, i nuovi residenti di queste abitazioni, ma anche per già gli abitanti di Laghetto, perché appunto il numero di parcheggi è stato sovrabbondante rispetto al numero degli alloggi costruiti. Ecco, andranno a favore di che tipologie di famiglie? Sì, qui in base alla convenzione che era stata firmata è stata proprio una scelta di dare una risposta alle persone anziane da sole o in coppia, e poi anche a genitori single separati magari con figli a carico. Ecco, le tempistiche previste sono intorno al 2026, intanto io ringrazio il presidente dell'Ater Scomazzon. Grazie alla nostra Luisa Bertini. Allora, avete visto, sono tante le notizie che vi stiamo dando, a partire dagli incidenti mortali che ci sono stati, quello nella Marca Trevigiana, Pagnano d'Asolo ieri sera, questa mattina all'alba nel Padovano, Piazzola sul Brenta. Poi in questo momento in corso in prefettura un incontro convocato proprio per discutere del tema Fleximen, l'atto vandalico all'auto Velox a Santo Stefano di Cadore nel Bellunese. Ci fermiamo per pochi secondi di pubblicità, poi andremo a Padova e continueremo con la cronaca della giornata. Vi aspetto. Prima edizione telegiornale del Veneto, ancora buongiorno, ben ritrovati. Andiamo avanti con la cronaca di questo weekend, con Padova, i controlli della polizia, l'ispettorato del lavoro e dell'ULSS in una ditta cinese, trovati lavoratori in nero, alimenti in pessime condizioni igieniche e macchinari pericolosi. I titolari sono stati denunciati. Dalla lavorazione del pesce a quella dei tessuti in un'unica stanza. I poliziotti della squadra mobile delle volanti della questura di Padova hanno controllato un'azienda gestita da cinesi in via Vigonovese. Sulla carta risultava essere un laboratorio tessile, ma negli spazi comunicanti gli ispettori dello Spisal e del servizio veterinario dell'USL 6 Ogani hanno trovato anche una rivendita al dettaglio di pesce, crostacei e molluschi, tutti privi di condizioni di sicurezza e di igiene. All'interno dei locali controllati gli agenti hanno sorpreso alcuni lavoratori pakistani
pakistani e cinesi, fra cui pure un lavoratore in nero. Al piano superiore invece c'era il dormitorio dove è stato trovato un cittadino cinese senza permesso di soggiorno. Il magazzino all'esterno era anche videosorvegliato da una telecamera per intercettare controlli a sorpresa. Le postazioni di lavoro del laboratorio tessile erano prive delle norme di sicurezza. Gli ispettori del servizio igiene degli alimenti e quello del servizio veterinario hanno contestato gravi infrazioni relative alla conservazione, alla tracciabilità e all'etichettatura degli elementi, nonché condizioni igienico-sanitarie pessime. Le celle frigorifere del magazzino così sono state bloccate in via cautelare. 4 cinesi, tra questi il titolare delle 2 ditte, sono stati denunciati per reati vari, tra cui sfruttamento di manodopera. Vicenza, ora con la cronaca. A dicembre aveva aggredito gli agenti di polizia e molestato una giovane ragazza. Un extracomunitario di 25 anni è stato espulso. Aveva aggredito gli agenti della polizia locale di Vicenza, ma dopo pochi giorni sarebbe stato scarcerato. Una sorpresa per i poliziotti quando sono stati contattati dai colleghi della polizia penitenziaria del carcere San Pio X di Vicenza, avvisandoli che l'aggressore, un 25enne originario della Guinea, sarebbe uscito dal carcere da lì a poche ore. Attivato l'ufficio immigrazione della questura per esaminare la posizione di soggiorno del giovane, risultata poi irregolare, ma non solo. Controlli che hanno evidenziato un fitto curriculum penale per il 25enne. A dicembre era stato arrestato dalla polizia di Vicenza dopo comportamenti aggressivi in un bar della città, opponendosi all'arresto degli agenti. Nello stesso mese accusato anche di molestie sessuali nei confronti di una giovane che ne aveva subito l'aggressione in piena notte. Il 25enne è stato prelevato dal carcere di Vicenza. Appena scarcerato è stato portato nella cella di sicurezza della questura in attesa di essere espulso. La frana in Valsugana, incontro tra i sindaci per la gestione della viabilità. Andiamo a vedere che cosa è emerso. La frana che è caduta sulla statale Valsugana è come un terremoto e le onde sismiche si allontanano dall'epicentro, creando gravi problemi a comuni e popolazioni lontane chilometri dalla Val Brenta. Ne sanno qualcosa i cittadini di Enego e pure i dirimpettai trentini, costretti fino a poche ore fa a lunghe deviazioni per poter andare a scuola o al lavoro. E ne sanno qualcosa anche i residenti della Pedemontana, che si trovano improvvisamente a dover fare i conti con un volume impressionante di mezzi pesanti deviati verso Feltre dalla chiusura della statale 47. Il sindaco di Pieve del Grappa, Annalisa Rampin, ha battuto i pugni sul tavolo e ha inviato una nota al prefetto di Treviso e al presidente della provincia per portare alla loro attenzione una situazione che rischia di sfuggire di mano. I camion che vengono deviati all'altezza di Romano Dezzelino, infatti, imboccano la strada provinciale 26 con tutte le conseguenze del caso per la viabilità minore e per chi vive a ridosso di questa arteria. Il traffico va spesso in tilt, i rallentamenti sono all'ordine del giorno e tutto il territorio si trova di colpo esposto ai rischi ai quali non era abituato. La sindaca ha chiesto quindi l'attivazione di un tavolo per la gestione del traffico, al quale far partecipare anche i comuni di Borso del Grappa, Cavaso, Possagno, Castelcucco, Pederobba, San Zenone degli Ezzelini, Fonte, Asolo e Caerano San Marco. L'incontro è stato fissato per mercoledì mattina alle 9:30 in prefettura a Treviso, dove verranno poste sul tavolo le istanze della Pedemontana e le possibili soluzioni. Nel frattempo si spera che i 45 giorni preventivati per la riapertura della Valsugana vengano rispettati, anche se sono molti a far notare che le cose potrebbero prolungarsi in modo decisamente drammatico per decine di migliaia di abitanti delle province di Vicenza, Treviso e Trento. Allora c'è la redazione di Padova pronta, collegata dalla prefettura, l'incontro per parlare, capire che cosa sta accadendo. Il tema è Fleximen e i 16 casi di Velox di Velti in tutto il Veneto. Per noi c'è Francesco Rattai. Francesco, buongiorno. Sì, buongiorno Anna, buongiorno ai telespettatori. Siamo davanti il Palazzo Santo Stefano, che è la sede della prefettura di Padova nel centro cittadino, perché è in corso un incontro definito informale tra la vicepresidente di ANCI Veneto Elisa Venturini e il prefetto di Padova. Elisa Venturini è anche consigliera regionale di Forza Italia. In questo caso ha incontrato il prefetto Messina
come ANCI Veneto per parlare della situazione che sta colpendo la nostra regione, ma quasi tutto il nord Italia. È di oggi, ne avete parlato prima, il caso di Santo Stefano di Cadore. In provincia di Padova solo nell'ultima settimana sono stati 2 gli attacchi ai Velox. È successo a Carceri sabato scorso e martedì scorso a Villa del Conte. In tutti e 2 i casi si sta investigando, ci sono i carabinieri all'opera. Nel caso di Carceri ci sarebbe un video che ritrae i vandali all'opera, non è stato diffuso, ma si sta cercando di analizzare e di ricostruire chi sono le persone, la persona o le persone che hanno colpito il sistema di rilevamento. Sul caso di Villa del Conte invece sono 2 le piste che si stanno battendo. Uno è quello utilizzando il targa system per cercare di capire chi è entrato nel comune dell'Alta Padovana. L'altra pista che si sta battendo è quella dei testimoni che avrebbero visto un uomo 48 ore prima affiggere sul palo che sorregge il Velox un cartello con scritto Fleximan sta arrivando, prima appunto che venisse tagliato. Questi i 2 filoni di indagine. In corso ancora l'incontro. Il rischio è quello dell'emulazione, ovvero che non ci sia una regia unica dietro questi attacchi ai rilevatori di velocità, ma siano singoli cittadini che vogliono emulare quello che oramai è un caso che è finito su tutte le prime pagine dei quotidiani nazionali. Se dovessero esserci novità, Anna, ti richiederò la linea per parlare con la vicepresidente Venturini. Grazie al nostro Francesco, buon lavoro. Allora ci sentiremo eventualmente più tardi, non esitare a chiederci il collegamento. Noi torniamo con le notizie nella Marca trevigiana, sicurezza sul lavoro. Andiamo a Montebelluna, grazie all'associazione In Memoria di Mattia Battistetti si stanno raccogliendo le firme per l'introduzione del reato di omicidio sul lavoro. Guardate. Siamo qui a Montebelluna per la prima volta, abbiamo raccolto le firme per l'introduzione del reato di omicidio sul lavoro. L'associazione fondata dalla famiglia di Mattia Battistetti si batte da tempo senza sosta per chiedere giustizia e per evitare che tragedie simili accadano ancora. Ma il loro impegno si manifesta anche nella proposta di legge di iniziativa popolare che chiede l'introduzione del reato di omicidio sul lavoro nel nostro ordinamento giuridico. Un passo fondamentale per rendere conto delle responsabilità quando la sicurezza sul luogo di lavoro viene trascurata. Il 2023 si è chiuso con un bilancio drammatico, 1467 morti sul lavoro. Dietro ogni numero c'è una storia di vita spezzata, di famiglie devastate e di comunità che piangono una perdita insopportabile. Di fronte ad una strage che finisce costantemente, il più delle volte quantomeno nell'impunità totale, per noi l'istituzione di un reato specifico di omicidio sul lavoro rappresenta sicuramente un elemento deterrente. Questo ovviamente non basta in una logica preventiva, sono necessari l'aumento dei controlli, un maggior rigore rispetto a quello che sono le sanzioni, perché oggi il rischio di essere controllati e di essere puniti è molto remoto. La campagna firma è iniziata a settembre con l'obiettivo di raccogliere 50.000 adesioni su scala nazionale. Siamo ora addirittura d'arrivo. Entro metà febbraio i moduli verranno consegnati a Roma insieme a tutta la documentazione necessaria per portare avanti questa causa. Lunedì prossimo alle 9 del mattino nel Tribunale di Treviso si terrà la 7ª udienza del processo per la morte di Mattia Battistetti. Alle 8:30, prima dell'interrogatorio dei testimoni, un presidio si formerà fuori dal Palazzo di Giustizia. Un segno tangibile di solidarietà e di richiesta di giustizia per Mattia e per tutte le vittime di incidenti sul lavoro. E colgo proprio l'occasione per lanciare un appello a tutte le persone che quel giorno si trovano nei paraggi del Tribunale di affiancarci e di sostenerci. Non stanno lottando solo per il loro figlio, ma stanno lottando per tutti. Allora ci colleghiamo adesso in diretta con la nostra Vanessa Banzato che è in compagnia di Sebastiano Favero, presidente nazionale ANA. Eccoti, ti vediamo Vanessa. Antonello Vespaziani, vice comandante delle truppe alpine. Vanessa, eccoci, buongiorno, raccontaci tutto.
Buongiorno a te Anna e a tutte le persone che ci stanno seguendo. Ci troviamo a Bassano del Grappa, che diventa cuore pulsante dell'alpinità, perché in tutta questa settimana, a partire da oggi, ma la cerimonia poi sarà quella conclusiva del 3 di sabato prossimo, il 3 di febbraio, con la consegna dei cappelli degli alpini ai giovani che hanno frequentato la scuola militare alpina. Sarà un vero e proprio tuffo nel passato, possiamo definirlo così, perché per l'intera settimana si tornerà a vedere alpini in divisa, militari, girare per le vie della città, per il cuore della città, un po' come accadeva quando era aperta la storica caserma Montegrappa, poi appunto chiusa. Assieme a me li hai già anticipati tu, il presidente nazionale ANA Sebastiano Favero e il generale di divisione Antonello Vespasiani, che tra l'altro è anche il vicecomandante delle truppe alpine. Parto proprio dal vicecomandante per chiedere intanto cosa sarà questa settimana. Allora, intanto buongiorno a tutti i telespettatori. Questa settimana si conclude un ciclo di 3 mesi in cui i giovani alpini reclutati alcuni mesi fa terminano un periodo di addestramento da alpino che appunto è durato 3 mesi. Lo concludono qui a Bassano in quanto questo è il primo corso in cui questi volontari concludono questo periodo di 3 mesi. È una nuova forma di volontario a ferma iniziale triennale che è stato introdotto l'anno scorso nell'ambito della difesa, e poi perché quest'anno ricorre il 90° anniversario della costituzione della scuola militare alpina proprio qui a Bassano, e quindi ci è sembrato particolarmente significativo che a conclusione di questo periodo di addestramento questi giovani ragazzi venissero qui a Bassano a trascorrere l'ultima settimana, a fare un campo, a trascorrere l'ultima settimana di addestramento, che poi culminerà in realtà sabato prossimo con una cerimonia estremamente significativa, ovvero la consegna del cappello alpino che avverrà sul ponte di Bassano, capitale degli alpini. Un gesto dal valore altamente simbolico, perché segna e suggella l'ingresso nella grandissima famiglia degli alpini, fatta da alpini in servizio, alpini in congedo, di questi giovani ragazzi da poco arruolati dall'esercito. E poi tra l'altro c'è un fortissimo coinvolgimento anche delle scuole. Assolutamente sì. Sabato mattina ci sarà un incontro organizzato presso il Teatro di Bassano tra i giovani volontari e le scolaresche della città di Bassano, a suggellare in qualche modo una forma di continuità tra il giovane che ha appena finito l'iter scolastico ed è entrato nelle forze armate e giovani che si accingono a entrare nel mondo del lavoro, a terminare il loro ciclo scolastico. È un'occasione senz'altro di osmosi, di scambio e di diffusione della conoscenza, della professionalità di coloro che abbracciano il servizio militare. Sebastiano Favero, cosa significa per lei tutta la settimana, che poi abbiamo detto culminerà con questa cerimonia sul ponte, sul monumento nazionale, sul nostro monumento nazionale? Beh, è una settimana importante, per me è anche una settimana di forte emozione, ma anche da un lato di grande soddisfazione poter dare l'opportunità a questi ragazzi di vivere in un ambiente come quello di Bassano, che è un ambiente tipicamente alpino, un ambiente in cui veramente si può respirare cosa vuol dire alpinità. Ecco, io credo sia importante. Lo faranno sicuramente anche con le escursioni e le esercitazioni a Cima Grappa e sul Monte Pasubio, ma lo vedranno anche andando la sera, magari qualcuno in libera uscita con la gente del posto, capire, ecco, questa osmosi che c'è sempre stata e che dovrebbe continuare, soprattutto lo voglio dire tra gli alpini. Ecco, per me è emozione forte, dicevo, perché proprio 50 anni fa, io il 7 di gennaio, arrivavo da Aosta alla scuola militare alpina per cominciare la mia storia da alpino, ecco, che è sempre rimasta poi. Il generale Vespasiani l'ha accennato, questo scambio del cappello dai Veci ai Boccia. Esatto, questo è il momento ideale. Per noi alpini il cappello è tutto, quindi non è solo un copricapo, è il simbolo, è l'identità dell'alpino. E allora che sia un Vecio,
che consegna il cappello a un giovane è un segno per trasmettere e per voler trasmettere non solo il cappello, ma tutto quel cappello vuol dire soprattutto valori, vuol dire soprattutto identità, vuol dire soprattutto, lasciatemelo dire, solidarietà. Ecco, un'ultima battuta, Anna, permettimela. Questo sarà un po' il trampolino di lancio verso quello che accadrà a maggio in occasione della 95esima adunata nazionale degli alpini a Vicenza. Certamente sì, questa è una delle prime manifestazioni aspettando l'adunata. Bassano, terra vicentina, voglio ricordare, terra di alpini, perché è la provincia più alpina dal punto di vista associativo dell'ANA di tutta Italia. Quindi andremo e partiremo da qui per arrivare poi, lasciatemelo dire, all'apoteosi della sfilata della domenica dell'adunata. Lì saremo tutti lì vorremmo insieme, ecco, dare quel segno forte di presenza, di identità e ancora una volta di capacità di trasmettere messaggi. E quello, voglio ricordarlo, dell'adunata di Vicenza, il motto voluto dalla sede nazionale è il sogno di pace degli alpini. Il sogno di pace degli alpini, un fortissimo messaggio dunque che vuole essere lanciato iniziando da qui, da Bassano del Grappa, e poi continuando per tutti i prossimi giorni, prossimi mesi, in realtà sperando che continui per tutti i prossimi anni. Anna, ti ricedo la linea da Bassano del Grappa. Grazie alla nostra Vanessa Bazzato, e direi il collegamento migliore non avrebbe potuto esserci per lanciare il primo ospite che abbiamo in questa nostra edizione del telegiornale. Gloria Sannagiotto, assessore alla scuola, alle politiche giovanili, a diversi assessorati, l'assessore del Comune di Treviso. Buongiorno. Buongiorno Anna, buongiorno a tutti i telespettatori. Allora, mi piace un po' ricordare, no, questo passaggio del cappello dai Vecchi ai Boccia, perché con lei, Assessore, volevamo in qualche modo un po' commentare, raccogliere quello che sta accadendo dalla notizia dell'ultima aggressione in piazza Borsa che c'è stata sabato pomeriggio, le varie notizie, no, di questi giovanissimi, che dal caso del Riccati, con questo presunto, perché i carabinieri stanno indagando, regolamento di conti, i vari atti di vandalismo, le pensiline degli autobus di Viale Europa. Insomma, stiamo raccontando di questi ragazzi con gesti di questo tipo, e poi magari sentiamo parlare degli alpini e ricordiamo i grandi valori dell'alpinità. A lei è il compito di gestire le politiche giovanili. Come può un comune, il suo assessorato, andare incontro ai ragazzi e offrire delle alternative a pomeriggi passati in questo modo, Assessore? Guardi, le alternative ci sono e anche i giovani bravi ci sono, è che purtroppo se ne parla sempre troppo poco. Io vorrei raccontarvi sia quello che stiamo facendo per aiutarli e supportarli con degli interventi mirati su tematiche importanti, ma anche raccontarvi di tanti episodi in cui i giovani mi stupiscono per quanto sono sensibili e attivi, però purtroppo sappiamo bene che fa più rumore un albero che cade di una foresta che cresce, e quindi dobbiamo iniziare a raccontare invece di questa foresta che cresce. Allora, per quanto riguarda gli interventi che noi facciamo, stiamo entrando nelle scuole con gli educatori del nostro progetto Giovani, facendo degli incontri con 13 classi, quindi andremo a intercettare 350 ragazzi degli istituti superiori, affrontando tematiche come la violenza di genere e le dinamiche di gruppo e la gestione dell'affettività e delle relazioni. E quindi andiamo a lavorare su quelle che sono delle tematiche che in questo momento si sentono molto sensibili i ragazzi, e sono stati proprio gli insegnanti a chiederci di intervenire su queste tematiche. Dall'altro lato, faccio un altro esempio, durante il Festival Treviso Giallo che si terrà a marzo, avremo 2 sessioni dedicate, una mattina e il venerdì ai ragazzi e alle ragazze delle scuole medie. Incontreremo 200 ragazzi, il sabato mattina 200 invece studenti delle scuole superiori, e anche lì le tematiche saranno il bullismo, il linguaggio d'odio sui social, la legalità. Quindi questi sono interventi mirati con cui noi cerchiamo di dare ai ragazzi e alle ragazze dei messaggi importanti di sensibilizzazione, che riescano a comprendere queste tematiche e tutto quello che si lega a questo. Dall'altro lato però mi piacerebbe anche che parlassimo di episodi belli, di ragazze e ragazzi che si impegnano
che sono sensibili e che si sentono parte di una comunità e vogliono dare il loro contributo. Proprio sabato sono andata all'Istituto Besta, dove una classe mi ha contattato offrendosi volontariamente di prendersi cura di un monumento che è in prossimità della loro scuola, dedicato alla memoria delle vittime dei lager. E loro hanno steso con me un patto di collaborazione e si prenderanno cura di questo monumento, impegnandosi tra l'altro a individuare una classe del loro istituto che il prossimo anno subentrerà a questa iniziativa portandola avanti. Ecco, questo per me è un esempio di cittadinanza attiva, è un esempio di giovani che senza chiedere soltanto al comune di fare qualcosa per loro, sono loro che si rendono disponibili a fare qualcosa per la comunità. O faccio un altro esempio, sono stata invitata dai rappresentanti di istituto del Canova durante una loro assemblea di istituto un paio di settimane fa, in cui loro hanno scelto di parlare di violenza di genere chiedendo la collaborazione del telefono rosa. Quindi ecco, parliamo anche di questi ragazzi, parliamo anche della loro sensibilità e della loro capacità di mettersi in discussione e di affrontare anche su loro iniziativa tematiche di questo tipo. È anche molto importante, no, la scuola come collettore, no, tra gli interventi della politica, insomma delle vostre politiche che poi sono politiche come dire, attive per i giovani e i ragazzi, no? Cioè questo legame forte che permette di creare un flusso buono, un flusso positivo. Spesso i ragazzi di cui noi raccontiamo, adesso magari chiedo alla regia di farvi rivedere, di far rivedere le immagini in favore dei telespettatori di quello che è accaduto sabato, sono ragazzi che possono arrivare anche dalla provincia di Treviso, insomma è ancora molto difficile riuscire a capire, ci sono state 150 identificazioni, ma capire che cosa smuove queste masse di ragazzi che possono venire anche da tutto il Veneto e che sono chiamati un po' a raccolta dai social. Ecco, Assessore, i social network contro la scuola, no? Questo spazio concreto, reale, vivo che esiste e di scambio della scuola, e poi questo spazio invece virtuale. Io so che lei è anche mamma, insomma, quindi i social network li conosce bene anche lei. Quanto spazio si stanno prendendo i social secondo lei, e avrebbe un senso provare ad arginarlo questo spazio? Allora guardi, chiaramente dobbiamo fare i conti con i social. Oggi i social esistono e quindi l'unica cosa che noi possiamo fare è cercare di far comprendere ai ragazzi la pericolosità di quegli strumenti, che non sono solo un'opportunità ma sono anche molto pericolosi, e quindi dando loro le informazioni, motivo per cui, come le ho detto, a marzo tratteremo anche questa tematica parlando ai ragazzi, perché spesso non si rendono conto che una parola scritta lì sbagliata può avere delle ripercussioni per loro e per gli altri notevoli, sia dal punto di vista emotivo, a volte anche dal punto di vista giudiziario. Tra l'altro su questo tema le volevo raccontare anche di un'iniziativa che abbiamo fatto con un istituto comprensivo, perché tra l'altro io sto cercando di mettere in relazione tutte le attività partendo dai più piccolini e arrivando fino alle scuole superiori. Per me le scuole sono fondamentali per intercettare sia gli studenti che le famiglie. E ad esempio, proprio riguardo a tecnologie, all'uso consapevole delle nuove tecnologie, abbiamo avviato un percorso all'Istituto Comprensivo Felicent sui patti digitali, e quindi ci saranno degli incontri rivolti alle famiglie proprio per sensibilizzare le famiglie dei bambini sull'uso consapevole e con l'adozione delle dovute cautele degli strumenti informatici. E proprio su questo, iniziando a lavorare con i piccolini, cercare di dare gli strumenti perché sappiano utilizzarli nel modo corretto. Possono essere una grande opportunità, possono essere anche molto pericolosi. Possiamo immaginare che dalle Felicent possa essere replicato anche in altri istituti nel tempo? Assolutamente, io spesso parto con dei progetti pilota perché voglio capire se funzionano, eventualmente migliorarli, adattarli, perché poi quando si entra nel vivo di un progetto si capisce come può essere articolato nel modo più corretto, ma per me l'obiettivo è sempre quello di trovare una formula vincente da replicare poi in tutte le altre scuole, di modo da riuscire ad arrivare a tutta la comunità trevigiana. Senta, non mi pare che sia una cosa che le compete, ma glielo chiedo così proprio perché ne stiamo
ne stiamo parlando. Un tempo esistevano i lavori socialmente utili, perché magari spesso per i ragazzi conta l'esempio e essere portati da ambienti come quelli che stanno frequentando, piuttosto che le piazze, queste piazze così aggressive, così rissose, magari all'interno di una casa di riposo, magari all'interno di una struttura dove c'è davvero da aiutare qualcuno. Lei ritiene che possano essere utili, che debba essere uno strumento ancora in mano, insomma, alle amministrazioni comunali per poter anche gestire, qualora dovessero essere identificati e come dire, contestati dei reati a questi ragazzi? Può essere una misura buona, utile? Ma certamente, io credo che per questi ragazzi inserirsi in determinati contesti e capire veramente quali sono le criticità e le difficoltà della vita, che spesso loro non conoscono, può suscitare in loro delle reazioni inaspettate. Io lo sto vedendo già con delle progettualità che stiamo avviando, che abbiamo avviato, che quando vengono messi in certi contesti, vengono fatti riflettere, vengono stimolati in maniera diversa, sanno dare delle risposte importanti, e quindi sono assolutamente convinta di questo. Peraltro, se mi permette Anna, proprio venerdì questo alla sede del Progetto Giovani presenteremo ai ragazzi il servizio civile, che anche quella è per loro un'opportunità, per i ragazzi dai 18 ai 28 anni, di mettersi alla prova, di entrare in dei contesti lavorativi, fare queste 25 ore settimanali di lavoro con anche un assegno mensile, quindi iniziare anche a guadagnarsi qualcosa e tenersi occupati facendo delle esperienze formative per la loro vita. Quindi io invito tutti venerdì alle ore 18, venerdì questo alle ore 18 alla sede del Progetto Giovani Treviso, a conoscere questa che è una delle tante opportunità che per i nostri ragazzi e le nostre ragazze esistono, ma che spesso facciamo fatica a veicolare. Grazie Assessore, grazie per essere stato con noi. Allora l'appuntamento con un ipotetico servizio civile, che sicuramente può essere uno spazio di approfondimento e conoscenza dell'altro, no? Di quanto altro c'è poi fuori dalla loro realtà. Grazie per essere stata con noi, Assessore. Arrivederci. Grazie a voi. Arrivederci. Gloria Sernagiotto, Comune di Treviso, Assessore alla scuola e alle politiche giovanili. Ci fermiamo, pochi secondi di pubblicità e poi la crisi del Mar Rosso, quanto sta costando alle piccole e medie imprese del nostro territorio, ne parleremo con Confapi. A tra poco. Eccoci, prima edizione, sempre in diretta, ancora buona lunedì dalla cronaca. Torno a ricordarvi il sondaggio che vi propone Ring questa sera. Stop ai limiti di mandato, si intende? Sindaci a vita, è giusto, è corretto? Cosa ne pensate? Dite la vostra con una telefonata allo 0422 16 26 691 per il sì, lo 0422 16 26 690 per il no, chiamata ovviamente gratuita se sentite occupato. Il vostro voto è stato registrato. Vi ricordo gli ospiti di questa sera a Ring. Ci saranno Alberto Villanova, capogruppo della Lega in Consiglio regionale del Veneto, Luca Spavanetto, consigliere regionale Fratelli d'Italia, Alberto Ruggin, Più Europa, poi Marco Zabai, Partito Democratico, Emanuele Crosato, Forza Italia e sindaco di Cessalto. Siamo ancora a Treviso, abbiamo da poco congedato l'assessore Gloria Sernagiotto. A Treviso con Mario Conte, sindaco, è stato rimesso a dimora il salice che il maltempo, il vento aveva fatto cadere, quindi con le immagini la nostra Edi Calliman ai Buranelli. Sindaco, oggi avete piantato un nuovo salice al posto di quello che era accaduto con il temporale di luglio, un giorno importante anche per il valore simbolico che questo salice ha. Sì, esatto, è stato ripristinato il salice piangente che purtroppo causa temporale era caduto. Lo abbiamo fatto grazie a un gesto di generosità di Centro Marca Banca, che sottolineo è stata la prima telefonata, quella del presidente Cenedese, che ho ricevuto per mettersi a disposizione per ripristinare questo angolo e questo quadrante di città, che forse è il più fotografato di tutti, ma poi ho ricevuto tante telefonate da parte di aziende private che hanno voluto mettersi a disposizione della municipalità per ripristinare un patrimonio verde che per noi e per i nostri cittadini è assolutamente importante. Ricordiamo che quel temporale ha abbattuto molti alberi qui a Treviso. Il vostro impegno come amministrazione è di ripiantarli tutti e di piantarne ancora altri. Quanti?
Ma in realtà nel primo mandato abbiamo superato quota 5.000 alberi, siamo a circa 5.175. L'obiettivo in questo secondo mandato è raddoppiare queste cifre, quindi incrementare di molto il nostro patrimonio verde, perché ovviamente se uno dei problemi della nostra città, essendo nel bacino padano, è quello della qualità dell'aria, è altrettanto vero che lo strumento più forte che abbiamo per combattere e per migliorare le qualità dell'aria sono proprio gli alberi, quindi dobbiamo volergli bene, manutentarli e dobbiamo piantarne degli altri. L'appello che faccio ai nostri cittadini è quello di continuare ad aiutarci, nel senso che abbiamo avuto delle testimonianze davvero straordinarie di privati che hanno voluto donare degli alberi, piantare degli alberi, però dobbiamo continuare a fare questo. Però è bello sapere che non siamo da soli, ma c'è una comunità che ha a cuore il patrimonio verde. Sindaco, tutti questi sono piccoli passi che hanno poi portato alla vincita a Tallinn dell'European Green Leaf. Sì, a Tallinn ha vinto la comunità di Treviso, che è composta da tante persone che hanno a cuore l'ambiente in cui viviamo. Ovviamente è stato un insieme di tante piccole buone pratiche, dalle più grandi alle più piccole, perché ognuno di noi nel quotidiano può fare molto per l'ambiente, e credo che quello di oggi sia davvero un gesto simbolico ma molto importante. Innanzitutto perché abbiamo ripristinato l'albero caduto, poi abbiamo riordinato questo che è uno dei posti più fotografati, e soprattutto abbiamo dato un bel colpo per l'ambiente della nostra città. Ecco, allora la nostra Erika Liman dai Buranelli ora in studio con gli ospiti che mi hanno raggiunto e che vi presento. Simone Vainieri, referente logistica trasporti con PD Treviso, nonché vicepresidente dell'associazione di categoria. Buongiorno Simone, buongiorno. Grazie per averci raggiunto. E poi Zhou Feng, responsabile ufficio estero di Tergas Buongiorno. SRL. Buongiorno. Buongiorno. Allora, come introdotto parliamo della crisi del Mar Rosso, che quanto costa, quanto sta costando questa crisi all'Italia. Il Corriere della Sera ha fatto una stima, si parla di circa 8 miliardi. L'export ovviamente che sta frenando, soprattutto a perderci sono le piccole e medie imprese del manifatturiero. Allora partiamo proprio con lei, Zhou Feng, proprio perché è massimo esperto dei traffici commerciali con l'Asia, responsabile del commercio estero. Intanto brevemente se ci può introdurre Tergas, di cosa si occupa e come vi sta impattando questo? Dunque, come Tergas siamo un'azienda di gasisti, importiamo dalla Cina principalmente le bombole vuote per poi riempirle qua in Italia per poter fornire ai dentisti, agli ospedali oppure ad altre aziende che si occupano di gas. Ultimamente con questa crisi del canale di Suez stiamo vedendo dei sostanziali ritardi nelle consegne, che poi sta impattando globalmente anche l'Europa e anche l'Italia soprattutto. Tutto è iniziato da metà ottobre del 2023, quando un gruppo Houthi, un gruppo militare politico dello Yemen, finanziato tra l'altro dall'Iran, hanno iniziato questi attacchi mirati verso le navi che transitano per lo stretto di Bab el-Mandeb. Inizialmente gli attacchi erano indirizzati verso le navi che hanno un rapporto con lo Stato di Israele. Poi successivamente abbiamo notato quindi navi che americane, poi invece... Esatto, e gli alleati. Poi successivamente abbiamo visto che comunque gli attacchi si sono allargati anche verso altre navi commerciali. Tra l'altro la prima nave, la Galaxy Leader, è tuttora sotto sequestro degli Houthi, convertito in un'attrazione turistica per i loro sostenitori. Questa è una novità che lei ci sta raccontando, addirittura. Dall'inizio del conflitto. Le navi che sono state colpite da questi attacchi dall'inizio ad oggi sono almeno 34, quindi c'è un sostanzialmente blocco del traffico marittimo. A questo punto le grandi compagnie marittime hanno di fronte a loro due scelte. La prima, continuare a percorrere i canali di Suez, quindi affrontare il rischio di venire attaccati, nonostante ci fosse la coalizione guidata dagli americani e la Prosperity Guardian, oppure circumnavigare l'Africa.
Beh, principalmente Questo hanno... cosa significherebbe? Significherebbe circumnavigare l'Africa passando per il Capo di Buona Speranza per poi rientrare in Europa attraverso la Spagna. I tempi di quanto si allungano? Parliamo di 5.500 km di allungamento del tragitto, che convertito in giorni sono circa 2 settimane per poi arrivare in Italia dopo un mese e più. Quindi voi come Tergas state subendo dei ritardi, ovviamente si va ad inceppare, no? Poi tutto il meccanismo delle commesse. Quali sono i settori, poi allarghiamo un po', no? Che stanno pagando di più questo prezzo secondo lei? Per quanto riguarda l'Italia, sicuramente i cibi freschi. Per citare un esempio, negli ultimi anni la Corea del Sud sta importando grossa quantità di rucola dall'Italia, che non possono oggettivamente allungare il tragitto di 2 settimane, essendo loro contenitori in atmosfera modificata, non possono permettersi di allungare il tragitto di 2 settimane. Ecco, questo dato, no, calcolato dal Corriere, in ballo scambi per 154 miliardi di euro, rischi per l'export, si parla appunto di 8 miliardi. Aziende piccole e medie imprese del manifatturiero stanno pagando il prezzo più alto. Condivide questa lettura? Assolutamente sì, perché l'Italia prima di questa crisi era un centro di smistamento per l'Europa. Arrivano le navi portacontainer e successivamente vengono smistate per l'Europa. A questo punto rischierebbero di venire tagliati fuori da tutto il commercio globale europeo. Assolutamente condivido questo pensiero, che rischierebbe anche di comportare una perdita di guadagno sostanziale. Torniamo da lei tra poco, perché con Simone Vainieri restiamo un po' nell'ambito trasporti, questa volta andiamo ovviamente nel trasporto su gomma, perché anche nello scenario europeo molte cose sono cambiate, dall'Austria con i limiti alla Germania con l'aumento dei pedaggi. Ci racconta un po' questi cambiamenti, che le chiederò di elencare, come stanno impattando sul settore dei trasporti? Assolutamente sì, ci siamo trovati con degli aumenti smisurati in Germania, soprattutto dichiarati pochissimo tempo prima, e dal 1° dicembre 2023 appunto ci sono stati degli aumenti dal 65 all'85% delle autostrade, quindi un'esagerazione, ed è una tratta della Germania che ti porta in Olanda, ti porta in Belgio, e di conseguenza abbiamo dovuto aumentare anche le tariffe di quelle zone là. Chiaro. Sicuramente non è vantaggioso, insomma, ecco, anche perché il traffico su ruota, per quanto, come diceva il collega, effettivamente è un traffico che comunque si sposta velocemente. Poi l'Italia, che è un centro di smistamento anche per quanto riguarda i container, tutto va su gomma, per cui aumento dei costi, aumento di conseguenza anche per la committenza finale, per cui tutti hanno dei svantaggi in questo senso. L'Austria, che già è un ostacolo abbastanza importante per quanto riguarda i transiti, per quanto riguarda anche i costi per attraversare l'Austria, che sono completamente diversi da tutto il resto dell'Europa, effettivamente adesso hanno messo dei divieti che partono dal 26 gennaio fino al 30 marzo, di circolazione, per cui dalle 7 di mattina i camion non si possono più muovere sostanzialmente. Ci sono delle tratte che possono muoversi fino alle 15, però comunque non permetti di rientrare agli autisti, quindi cosa succede? Maggior costi per le aziende, autisti che fanno le trasferte in camion, magari nelle piazzole di sosta che non sono neanche tanto attrezzate, ed ecco che il nostro lavoro diventa sempre meno attrattivo rispetto a quello che dovrebbe essere, per cui ci sono dei vincoli oggi che secondo me sono un po' troppo limitativi, cioè, abbiamo dei camion Euro 6, abbiamo dei camion che comunque, visto che loro guardano molto il green, in quelle zone là soprattutto, e ben venga, però credo che dovrebbero allargare un attimino le maglie. So che anche il ministro Salvini sta già mettendosi in prima linea per Come poter... le sembra che si stia muovendo infatti l'Italia politicamente di fronte a tutto questo? Ho partecipato a degli incontri con Salvini recentemente, un paio, e devo dire che Salvini, tutto sommato, nonostante sia un po' profano del settore, si sta facendo consigliare da associazioni di categoria che comunque seguono bene. Dialogo, sì, c'è un dialogo e c'è una propensione a cercare di portare dei risultati anche per l'Italia, che comunque è un nodo fondamentale, cioè, sia portuario che marittimo, che comunque anche siamo al centro dell'Europa noi. Cioè noi siamo esattamente al centro dell'Europa, se noi puntiamo un compasso nel Veneto e ci spostiamo siamo proprio al centro, quindi
tecnicamente dobbiamo sicuramente portare avanti questi nostri obiettivi. Ma secondo voi, e torno da lei Zoom, ma poi ritornerò da lei Simone, quello che sta accadendo, cioè non è una crisi che pare stia accennando, come dire, a risolversi nel breve periodo, e allora in che modo sono destinate a cambiare le direttrici commerciali, le direttrici dell'export, cioè gli imprenditori oggi come hanno intenzione di cambiare, no, i propri asset strategici, anche a fronte di quello che sta succedendo? Lo chiedo a lei, quindi parliamo di Asia, come lo chiedo a lei, perché invece Dunque io aspetterei a fare le previsioni, anche perché siamo verso il Capodanno cinese, che è storicamente noto per le vacanze del Capodanno di 3 settimane circa, quindi aspetterei comunque l'evoluzione del conflitto nelle prossime 3 settimane, anche un mesetto. Per quanto riguarda se il conflitto dovesse evolversi nelle peggiori dei modi, sicuramente bisogna fare una previsione di più lungo termine, quindi invece che fare una previsione trimestrale anche per tutto l'anno. Quindi bisognerà iniziare a riprogrammare tutta la catena di approvvigionamento, quello di sicuro. E secondo lei ci sono dei settori che rischiano di essere lasciati indietro? I settori che lavorano in particolar modo con l'Asia? Mi immagino, insomma, tutti quelli legati alla tecnologia. Leggevo stamattina che Tesla ha fermato la fabbrica in Germania per mancanza di componenti, così come l'IKEA ha già comunicato ai propri clienti che non riceveranno magari nel breve termine dei prodotti. Ecco, quindi insomma è destinato un po', no, anche lo scenario, anche produttivo del nostro territorio a cambiare. Faccio la stessa domanda anche a lei, no? Le strategie possono essere diverse. Prima lei ha detto una cosa molto interessante, ovvero il nostro settore rischia di essere meno attrattivo, meno perché voglio dire, più paletti vengono messi al lavoro, insomma, meno si ha voglia di entrare in questo tipo di settore. Voi come Confapi avete visto qualche dipartita, state testando questi malumori? Sicuramente sì, perché comunque alla fine il mestiere dell'autista è un mestiere molto importante, la merce si muove su gomma, sia in Italia per come è conformata l'Italia, però effettivamente in Europa il traffico è su gomma, l'intermodale ancora non funziona, non funziona, non c'è stato l'interesse secondo me di portarlo avanti. E per quanto riguarda tutte queste crisi che stanno avvenendo, soprattutto dai paesi asiatici, è un mio pensiero personale, però penso che qualche produzione dovrebbe rientrare in Europa, perché abbiamo visto dopo il post-Covid cosa ha portato. Le mascherine, vi ricordate, no? La conversione di produzione di diverse imprese. Ha portato a un rallentamento di tutta la filiera produttiva, ci sono dei prodotti che non si producono neanche più in Europa. Però le voglio fare una domanda provocatoria, no? Perché prima lei dietro le quinte diceva, cioè abbiamo finanziato il corso patenti ma soltanto 2, e qui stiamo parlando della carenza cronica degli autisti. Avete finanziato il corso patenti, si sono presentati in 2, corretto? No, non era quello che poi intendevo. Magari ci manca la manodopera, noi vogliamo portare le produzioni, riportare le produzioni, ma la manodopera ce l'abbiamo per sostenere questo cambiamento. Ci sono dei settori dove la tecnologia può aiutare, sicuramente può sopperire alla mancanza di dipendenti. Nel nostro è chiaro che comunque un camion va guidato da un autista e hanno messo a disposizione, il governo ha messo a disposizione un bando dove praticamente l'80% della spesa fino a 2.500 euro potesse essere rimborsato da parte del governo. E un consorzio di autoscuole locali della zona nostra proprio, su 60 partecipanti solo in 2 hanno avuto questo contributo. Non lo hanno avuto. Hanno la promessa di averlo ed è un anno che stanno un attimino smenando carte per poter averlo, quindi dico, se mettiamo in pista questi sistemi per poter avvicinare anche le persone a farsi le patenti, a cercare magari di poter far parte di questo settore e poi la burocrazia si ferma, è un problema. Tra l'altro il bando è stato aperto alle 8 di mattina, a mezzogiorno hanno già finito i fondi. Allora, non vedendo tutti questi autisti nuovi che arrivano, perché l'età media degli autisti che mi si propongono è circa di 45-50 anni, non credo che sia il sistema giusto ostacolare così in modo assurdo anche,
fare le cose semplici secondo me è la cosa migliore e dobbiamo avvicinare effettivamente la gente a questo tipo di lavoro perché comunque è molto importante. Senta, per quanto riguarda ad esempio, senza andare nemmeno troppo lontano, ha visto, no, la frana in Valsugana ha stravolto completamente la viabilità e questo accadrà, adesso ci sarà un vertice tra qualche giorno, ma insomma per diverso tempo. E allora anche qui il nostro territorio così fragile rischia di dover rimettere in gioco, far rimettere in gioco le carte in continuazione anche ai nostri imprenditori, perché insomma stiamo tanto a discutere di Pedemontana, poi arriva una frana che ci blocca e si torna indietro. La manutenzione effettivamente delle strade è abbastanza... Allora, abbiamo strade che sono state fatte ai tempi di Mussolini, dicono, e ad oggi il traffico che c'è forse non permette... non permette di poterle mantenere come stanno facendo, perché effettivamente ci sono troppi smottamenti. È vero anche che le calamità naturali oggi sono molteplici, cioè oggi piove per un mese intero e fa sole per 3 mesi, per cui sta cambiando anche il clima. Dovrebbero un attimino guardare un po' più il concreto, che secondo me è guardare troppo al futuro, troppo all'elettricità, troppo a queste cose qua che secondo me... Quindi stare sulle cose, no? Stare sulle... Abbiamo dei problemi che si presentano quotidianamente come si vede e secondo me dovremmo un attimino essere più attenti tutti quanti sulle dinamiche pratiche. Zu, torno da lei. Allora, non arrivano componenti, ma anche prodotti di valore italiano non arrivano lì, quindi non arrivano in Asia. Purtroppo no, perché il 90% di tutto l'import-export italiano si basa sul canale di Suez, quindi se non possono transitare per il canale di Suez, questo vuol dire allungare i tempi di percorrenza e quindi la merce non arriva. Se arriva molto in ritardo. Anche qui, intanto stiamo vedendo, ringrazio la regia che ci sta mandando queste immagini, perché poi il conto lo state facendo voi, l'hanno fatto anche gli artigiani del Veneto, il conto salato insomma di questa crisi. Non vi sono ovviamente, a parte la circumnavigazione dell'Africa, altre vie e quindi che cosa stanno pensando gli imprenditori? Dunque, in realtà ci sarebbero anche altre vie, l'intermodale oppure via camion, prima ne parlavamo, però bisogna quantificare i costi. Già i noli sono schizzati alle stelle, parliamo di $1.500 del 2023, siamo arrivati con le ultime partenze buone dalla Cina a superare gli $8.000. Quindi se dobbiamo optare per altre opzioni bisogna sicuramente guardare anche il lato pratico, il lato economico, se conviene oppure no, se gli articoli che importiamo dalla Cina non dovessero essere più competitivi a livello di prezzi rispetto all'Europa, sicuramente volgeremo lo sguardo verso l'Europa. Allora, questa è una crisi, davvero una crisi epocale ed è una crisi che sconta anni e anni di probabilmente irrisolto. Lei dice aspettiamo il capodanno cinese, ci stiamo come imprenditori dando ancora un po' di tempo per capire come muoverci. Ci diamo un po' di tempo anche perché dalle ultime notizie sembrano che ci sia una nuova coalizione anche dalla parte dell'Europa ad affiancare quello che già è preesistente, la Prosperity Guardian guidata dagli americani. Speriamo che quindi è una strategia, come dire, difensiva quella sicuramente che si una strategia difensiva. Non credo che gli americani rischino di andare a invischiarsi in una guerra aperta con gli Houthi, soprattutto con l'Iran. Come Tergas vi state orientando, lei prima ci parlava di ritardi, voi fornite anche gli ospedali, quindi insomma voglio dire avete... Fortunatamente abbiamo un po' di magazzino da questo punto di vista, quello che ci manca sono le bombole per la saldatura, quelle bombole tecniche che stiamo esaurendo. Tra l'altro avevo ordinato un container all'inizio dicembre che è tuttora in viaggio, dopo 2 mesi deve ancora arrivare in Italia. Con costi che si alzano, no? I noli, sì, come dicevo prima, i noli sono schizzati le stesse, sono raddoppiati, quintuplicati. A cepicchia. La stessa cosa vale per voi, no? Se le autostrade costano di più, se il camion deve restare fermo, ovviamente questa cosa finisce. È tutto a svantaggio del consumatore finale, perché alla fine poi il prodotto viene di conseguenza aumentato. E ci sarà anche un problema sui carburanti, perché dal canale di Suez arrivano tantissime petroliere, per cui già adesso se guardiamo leggermente il prezzo del carburante è aumentato,
che poi è automatico, succede un fastidio oggi, dopo un secondo già c'è l'aumento di qualcosa, che sembra quasi impossibile questa dinamica qua. Quindi sicuramente oggi stiamo vivendo, forse da 3 anni a questa parte, delle guerre che sono di continuo, cioè c'è veramente uno smottamento continuo di queste situazioni. Il Papa diceva, mi sembra che stiamo vivendo una terza guerra mondiale un po' a spezzettoni. Probabilmente sarà così. Questo rischia di frenare l'impresa? La rallenta sicuramente. Allora già stiamo parlando che dal più o meno gli ultimi 4 mesi dell'anno scorso, del 2023, il lavoro è iniziato a calare un po' in maniera generale. Noi come Vainieri Trasporti lavoriamo principalmente col settore del mobile, che per carità ha vissuto per 2 anni di numeri spaventosi, perché comunque abbiamo lavorato tantissimo e quindi abbiamo veramente coperto l'Europa di mobili. E c'era un rallentamento che si presumeva possibile, sì, però stava riguardando veramente tutti i settori, perché abbiamo anche delle linee industriali che comunque anche lì si nota un rallentamento, perché i consumi comunque bene o male si stanno un po' appiattendo. La gente, secondo me il popolo italiano è un popolo di risparmiatori, per fortuna, in base a un po' quello che si vede in Europa. Però la gente fa fatica a spendere e oggi comunque è palese, se il 20% è aumentato, tutto è aumentato del 20%, se non diamo la possibilità di far avere un 20% in più, è sempre il solito discorso. Chiaro, l'inflazione è pesata. È normale, oggi è così, la gente fa fatica. Ci dobbiamo fermare, vi devo bloccare, chiedo alla regia di far vedere la pagina del Gazzettino perché abbiamo purtroppo un'ultima ora, vi abbiamo dato la notizia dell'auto che è piombata su un gruppo di giovani motociclisti, Pagnano d'Asolo, l'apertura del telegiornale di ieri sera di Treviso, un malore fatale, l'uomo alla guida appunto ha avuto un malore ed è piombato su alcuni motociclisti, c'erano 4 feriti purtroppo, oltre all'autista che ha avuto il malore c'è una seconda vittima, è morto anche un 16enne, le sue condizioni si erano aggravate nella notte, purtroppo vi dobbiamo dare la notizia anche di questo secondo decesso, quindi uno degli era in scooter, questo ragazzo che è stato preso dall'auto, il conducente ovviamente colpito da malore ha perso il controllo dell'automobile, è stato travolto, il 16enne era stato portato subito in ospedale insieme agli altri coetanei, purtroppo non ce l'ha fatta, quindi ecco, dobbiamo darvi questo aggiornamento di cronaca in chiusura del nostro telegiornale. Io ringrazio di avere i nostri ospiti e per averci aiutato ad aprire una pagina insomma sul settore, su quanto questa crisi legata agli aumenti che ci sono e la crisi del Medio Oriente e quindi del Mar Rosso poi come sta impattando, no? Nell'export, import-export delle nostre imprese, e a pagare sono sempre purtroppo le piccole medie imprese. Grazie Simone Vainieri, grazie Zhu Feng per essere stati in nostra compagnia. Siamo al Grande Cinema di Antenna 3, vi proponiamo una pellicola con una grandissima Gene Hackman, grazie per essere stati con noi, vi ricordo Ring questa sera 21:15 si torna a parlare e questa volta con il focus legato ai limiti di mandato dei primi cittadini, dunque dei sindaci. La politica alle corde a partire dalle 21:15 questa sera in diretta. Grazie per essere stati con noi, vi auguro un buon proseguimento di giornata con Antenna 3. Arrivederci. Tremonti, impianti professionali per saldatura e taglio, riparazioni, taratura e calibrazione impianti a Montebelluna. Bentrovati al meteo. Regna l'anticiclone, dunque tempo buono e clima tutto sommato mite anche nei giorni della merla, che sono considerati i più gelidi dell'anno. Il dettaglio di lunedì 29 gennaio. Sul Veneto sarà asciutto e stabile con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Faranno eccezione le zone centro-meridionali della pianura e quelle costiere che saranno interessate da foschie e nebbie anche persistenti. Temperature stazionarie minime tra 1 e meno 2 gradi, massime sui 5-8 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui il cielo sarà sereno o poco nuvoloso con la possibile formazione di nebbie in pianura. Temperature minime tra meno 2 e 2 gradi, massime sui 9-11 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige.
Prevarrà ancora il sole, ma con delle nubi in transito, senza piogge associate. Temperature minime tra -1 e 2 gradi, massime sui 12-13 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Tremonti, impianti professionali per saldatura e taglio, riparazioni, taratura e calibrazione impianti a Montebelluna.